paese grande poco più del doppio dell'Italia. È la Somalia, dove il deserto concede alla produzione vegetale solo il 2% dell'intero territorio. L'allevamento, praticato dalle popolazioni nomadi sulle immense steppe, costituisce la principale risorsa. La vendita di bestiame e l'esportazione della banana rappresentano le voci più significative del prodotto nazionale lordo. Aspirazioni e problemi della capitale somala, Mogadiscio, sono comuni a molte città africane e sovente legati alla mancanza o alla carenza di strutture e infrastrutture industriali capaci di supportare legittime ansie di sviluppo. Di tali aspirazioni si è fatto interprete il governo italiano. Attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, ha concordato con il governo somalo un programma di iniziative tra le quali l'ampliamento e la riabilitazione del sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica della città. La realizzazione dell'intervento è stata affidata all'industria elettromeccanica italiana sotto la supervisione dell'Enel, che opera in stretta collaborazione con l'ente elettrico somalo, ENEE. Per risanare le parti più critiche della vecchia rete, l'Enel ha organizzato corsi di addestramento dei lavoratori somali da impegnare nella costruzione dei nuovi impianti. Nell'aula, ricavata in un vecchio fabbricato della centrale di Gesira, a 10 km da Mogadiscio, gesso e lavagna come per comuni scolari. Un puntuale e scrupoloso lavoro di verifica dei livelli di apprendimento prima dell'applicazione pratica dei metodi di installazione di una linea elettrica sotto lo sguardo attento dell'istruttore italiano, pronto ad entrare in azione per rinfrescare all'allievo tecniche e criteri operativi appresi durante i corsi. Tra il 1987 e il 1988, oltre 60 lavoratori somali hanno partecipato ai corsi teorici e pratici, approfondendo la conoscenza delle tecniche di uso e installazione, delle linee di cavo interrato, delle cabine di trasformazione in muratura, delle linee aeree in cavo cordato e precordato e dei posti di trasformazione su palo. La precarietà della rete distributiva rendeva inderogabile un'azione di risanamento capace di restituire un'accettabile funzionalità al sistema elettrico della capitale. In considerazione della durata della realizzazione, stimabile in 4 o 5 anni, e allo scopo di assicurare un minimo vitale al servizio elettrico in questo periodo, è stata avviata una fase preliminare definita di urgenza nei settori della produzione e distribuzione, secondo criteri suggeriti dall'Enel e fatti propri dalle autorità italiane. Non senza destare curiosità e interesse, per tecnici e operai è così giunto il momento di mettersi al lavoro. Le squadre dell'ENEE, coordinate dai tecnici italiani, hanno revisionato i vecchi impianti e installato i nuovi tratti della rete dei settori interessati. La supervisione dei lavori è stata affidata ai tecnici italiani che inoltre hanno coordinato la gestione degli automezzi, del magazzino e del personale e controllato tutte le attività di costruzione delle linee che sono state completate in tempi inferiori a quelli previsti. Per le cabine di trasformazione da media a bassa tensione, per i posti di trasformazione su palo e per le linee di media tensione, l'attività si è svolta dal 5 aprile al 12 settembre del 1988, mentre per gli impianti di bassa tensione i lavori sono stati avviati il 10 maggio e conclusi il 10 novembre dello stesso anno. Per sottolineare le dimensioni dell'intervento, occorre notare che tecnici e operai somali hanno collocato 10.545 metri di cavo aereo precordato, 1.388 di cavo interrato, 8.710 in conduttori isolati e hanno installato 306 sostegni lungo tutta la rete, che nella parte ritenuta fatiscente è stata dismessa per 2.700 metri. Si tratta della prima fase di una serie di azioni che costituiscono l'oggetto della cooperazione tra l'Enel e l'ENEE, che dovrebbe essere realizzata attraverso servizi di consulenza tecnica nei campi della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché studi e ricerche per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti. In questa direzione, particolare attenzione potrà essere dedicata alle fonti di energia, alla pianificazione, all'esercizio e controllo di sistemi elettrici di potenza, agli studi speciali sulle reti di trasmissione e distribuzione. Tra gli impegni ipotizzati
Figurano anche i programmi di ricerca, l'addestramento del personale, l'assistenza e la supervisione per l'esercizio e la manutenzione di centrali, di sottostazioni elettriche, di apparati di trasmissione e comunicazione. Ma torniamo all'intervento effettuato nei distretti di Ouadagir e Abdelaziz, dove la precarietà della rete di distribuzione faceva registrare i problemi maggiori, con cadute di tensione che vanificavano parte della produzione assicurata dalla centrale di Gezira. I risultati del lavoro di risanamento svolto in questa zona della città sono apprezzabili. Ad operazione ultimata, i tecnici hanno verificato che il fattore di potenza è salito da 0,65 a 0,82. In altre parole, il rifacimento della vecchia rete distributiva e l'installazione dei nuovi tratti hanno determinato un soddisfacente recupero dell'energia elettrica che si perdeva lungo la vecchia linea. Notevoli, di conseguenza, i vantaggi per le più disparate utilizzazioni, soprattutto per quelle di carattere domestico, con esigenze e usi riscontrabili in qualunque abitazione europea. Così, la corrente elettrica consente di sfruttare gli elettrodomestici e di coltivare interessi ricreativi e culturali che è auspicabile possano entrare a pieno titolo in tutte le case somale. Prescindendo dalla rilevanza tecnica dell'intervento, occorre rimarcare non solo la grande esperienza umana maturata in terra somala dal personale dell'Enel, ma anche e soprattutto quella professionale vissuta dai tecnici dell'ENEE, che in futuro potranno farne tesoro nell'avvio di un nuovo e più razionale sistema lavorativo e organizzativo, potendo ancora avvalersi della consulenza italiana nei diversi settori. In questo senso, e nel quadro degli intercorrenti accordi di cooperazione, l'Enel continuerà ad assicurare un adeguato supporto tecnico e scientifico che già in questa prima circostanza ha sortito gli effetti auspicati.